Signor Presidente, onorevoli colleghi, 20 anni. 20 anni e qualche mese da quando nell'altra aula del Parlamento il nome di Paolo Borsellino veniva elevato a simbolo ed indicato come possibile capo dello Stato. Ricordo che in quell'occasione il gruppo dell'allora Movimento Sociale Italiano votò Paolo Borsellino. 20 anni di dolore che si acutizza nel momento della celebrazione. Man mano, accanto al dolore, si è però affiancato un altro sentimento. Noi siamo indignati. Noi siamo profondamente indignati ed offesi come cittadini. Pensare che qualcuno dello Stato abbia potuto trafugare la sua agenda rossa, quelle immagini fugaci riprese di un uomo dello Stato che si allontana a passo spedito dall'autovettura travolta dall'esplosione con la borsa di Paolo Borsellino, per poi ritornare sul posto e riporla sul sedile. Si dice mai aperta quella borsa, ma da quella borsa sparì l'agenda rossa di Paolo Borsellino e ci indigna questo fatto che ancora non ha trovato risposte. Ci indigna e ci offende il fatto che indipendentemente, senza formulare giudizi, il fatto che due ministri della Repubblica debbano essere messi a confronto per ricostruire un segmento della cosiddetta trattativa, essere messi a confronto per ricostruire un fatto, senza che si riesca a dare una risposta. Ci offende il fatto che, pur di sfuggire al cuore dell'indagine sulla cosiddetta trattativa mafia-Stato, si siano importunate alte cariche. Ci offende il pensiero che nel pieno della stagione stragista oltre 500 mafiosi venivano sottratti al regime del 41 bis, senza che a ciò si sia ancora data una risposta. Ci indigna e ci offende come cittadini il pensiero dell'uomo lasciato solo e neanche avvertito dell'informativa che era giunta, della preparazione dell'attentato nei suoi confronti, perché qualcuno ritenne di non doverla avvisare. Tante cose ci offendono,
Presidente, colleghi, il nostro è il paese dei monumenti, il paese invidiato, ma il nostro è il paese dei misteri. Nessun altro paese può avere la sua storia tessuta con il filo rosso dei misteri. Da Portella della Ginestra a Salvatore Giuliano, al caso Mattei, al caso Pecorelli, Calvi. Il periodo dello stragismo alla fine degli anni 60 e anni 70, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna, e poi le stragi mafiose e poi le stragi nel continente. Ma quanti misteri! Ma quanti misteri! E su quanti misteri è costruita la nostra democrazia. E allora, Presidente, se il sentimento all'inizio è stato il dolore, a cui si aggiunge l'indignazione che aumenta e l'offesa che sentiamo, io ritengo che dobbiamo affiancare a questi sentimenti un altro sentimento ed un'altra volontà, quella della ferma determinazione di voler sapere la verità e che tutti i sassi vengono raccolti da terra e rivoltati uno per uno, perché dietro ogni sasso può nascondersi un frammento di verità. Noi celebriamo la morte degli uomini che hanno fatto il loro dovere dicendo che daremo risposta alle domande che ci inquietano. Solo in questo modo saremo degni delle celebrazioni. Così io voglio ricordare Paolo Borsellino, che amava definirsi non un dipendente dallo Stato, ma un dipendente dello Stato, perché era un uomo di Stato. Così io ricordo Paolo Borsellino con un rinnovato impegno a cercare la verità senza guardare in faccia a nessuno.